Il sommario di questa settimana: terre incolte ai giovani, sì di Confartigianato. Veneto più 3,3% per la produzione. L'Unione Artigiana, restyling del colore ed infine recupero crediti, nuovo servizio per i soci. Rinnovato buon fine settimana, ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. È arrivato un sì convinto dal presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Giacomo Deon, alla proposta di Coldiretti di concedere ai giovani la terra incolta di proprietà degli enti pubblici. Il ritorno alla terra e all'economia agricola e forestale, spiega Deon, dovrebbe essere una scelta strategica condivisa nel bellunese. In un territorio a vocazione turistica, infatti, l'agricoltura è fondamentale per il presidio del territorio, assicurandone la dovuta cura e tutela, ma anche per alimentare la cultura e le tradizioni locali, attraverso coltivazioni e allevamenti autoctoni. Tutto ciò lo abbiamo ribadito anche in occasione della presentazione di Confartigianato Turismo Belluno lo scorso 5 maggio, conclude Deon, quando abbiamo parlato delle potenzialità tra turismo e agricoltura e tra turismo e artigianato. Questi due comparti infatti possono e devono agire in un rapporto di complementarietà che costituisce un valore indispensabile per l'economia bellunese. Nel primo trimestre di quest'anno la produzione veneta è aumentata del 3,3%. È l'indagine Veneto Congiuntura di Union Camere Veneto, realizzata anche con il contributo di Confartigianato del Veneto, a indicare questo risultato. Crescono anche il fatturato estero, più 4,2%, e il mercato interno, più 2,1%. Resta invece la macchia nera dell'occupazione, che cala dell'1,2%. Il rapporto che ha fotografato il manifatturiero veneto evidenzia dunque che qualcosa nella nostra regione si sta muovendo, grazie all'export ma anche al mercato interno. Tuttavia, disaggregando l'analisi tra grandi imprese e piccole imprese, il trend delle prime è decisamente migliore, arrivando a un 3,9% in più, mentre le piccole si fermano a un più 0,4%. Restyling per il mensile L'Unione Artigiana di Confartigianato Belluno. Con il numero di maggio, in distribuzione ai soci in questi giorni, la testata ha cambiato colore, adottando il blu di Confartigianato. Molte le notizie contenute. In prima pagina si parla di Confartigianato Turismo Belluno. A seguire un approfondimento con gli interventi dell'associazione su importanti convegni a Belluno tenutosi nei giorni scorsi, quindi informazioni del servizio sindacale e dalle categorie. Intanto è già disponibile sul sito dell'associazione l'edizione digitale. In chiusura, in evidenza alcuni appuntamenti della settimana. Lunedì 26 maggio a Pieve di Cadore, presso la sede di Confartigianato, in via degli Alpini numero 39 a Tai, viene presentato il nuovo servizio dell'associazione per il recupero dei crediti. Venerdì 30 maggio alle ore 17:30 presso la sede di Confartigianato a Belluno, gli autoriparatori incontreranno rappresentanti della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco di Belluno per un aggiornamento tecnico. Ora spazio ai servizi di approfondimento, tra cui quello sulla consulenza per il recupero crediti, nuova offerta di Confartigianato Belluno rivolta ai soci di particolare attualità. Vediamoli. Oggi Confartigianato Belluno parla del recupero crediti. Il credito è il problema a cui Confartigianato Belluno sta guardando un po' da più tempo a questa parte e guarda il credito come ricerca del credito, ma guarda il credito, e il servizio che proponiamo oggi è in questo senso, del recupero dei crediti. Per quanto riguarda la ricerca del credito, abbiamo fatto un'operazione importante di sistema con il Consorzio regionale per il credito, che prende il testimone a fine impresa, e con questo svilupperemo una adeguata azione sul territorio. Questa volta invece parliamo del recupero dei crediti. Il recupero dei crediti che nel bellunese ha preso forma e importanza in un modo così anche drammatico per certi versi, con i concordati preventivi che si sono registrati. La forma del concordato preventivo è una prassi che deriva dalla riforma del 2005 della legge fallimentare, rispetto alla quale ci sono state, le maglie si sono notevolmente allargate e lo strumento del concordato
non è usato appropriatamente per quanto ci riguarda. Dal concordato preventivo l'allarme perché nel recupero dei crediti si presti la necessaria attenzione. Un'attenzione che è insita nel problema della fiducia. Non dimentichiamoci che il Veneto è diventato grande con la capacità di regolare i rapporti commerciali così con un battito di mano. Non pretendiamo ancora oggi che esista questa circostanza, ma sul problema della fiducia incardiniamo tutto il problema del credito. Ecco, per quanto riguarda il servizio è fatto dalla Confartigianato di Belluno perché desideriamo accompagnare le nostre imprese in questo contesto, accompagnandole, cercando di metterle nelle migliori delle condizioni anche con l'ausilio di appositi professionisti. In questo contesto non perdiamo di vista anche la possibilità di un intervento di curia mercatorum, ovvero dell'azienda speciale fatta dalla Camera di Commercio di Treviso, alla quale poi ha anche diritto la Camera di Commercio di Belluno. Curia mercatorum offre servizi di conciliazione ed arbitrato, ovvero la possibilità di stabilire anche attraverso i contratti degli accordi volontari che riescono a sopperire a lungaggini burocratiche e anche al peso della giustizia in Italia, in attesa della riforma del Codice Civile, che quando arriverà sarà veramente troppo tardi. Confartigianato Belluno ha attivato un nuovo servizio per i soci, quanto mai di attualità visti i tempi di crisi. Si tratta del recupero crediti. Ne parliamo con il dottor Stefano Mion, rappresentante della società di consulenza che eroga il servizio. Quali sono i valori in gioco di questo settore e relativi ai crediti in sofferenza nel nostro paese? Nel nostro paese sono state stimate alla fine del 2013 all'incirca 155,8 miliardi di crediti in sofferenza, che è un dato che è superiore di circa 30,9 miliardi rispetto al 2012 e quindi è un aumento rispetto al 2012 di circa il 25%. Tenga conto che le pratiche affidate a società di recupero crediti, quantomeno quelle aderenti ad Unirec, che è l'Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, sono circa 39 milioni di pratiche per un valore di 48,6 miliardi di crediti affidati. Questa spaccatura poi può essere indicata in circa il 49% di pratiche passate da banche e società finanziarie, circa il 45% invece sono pratiche generate da utility o società di telecomunicazioni e solo un 6% sono altri crediti commerciali, quindi c'è sicuramente una tendenza a valutare una crescita molto elevata dei crediti commerciali nei prossimi anni in sostanza. Ecco. Quali sono le criticità e i principali problemi che si evidenziano nelle PMI e artigiani? In questo senso diciamo che fondamentalmente possiamo raggruppare una criticità data dalla mancanza di adeguate politiche di credito. Generalmente c'è una insufficiente valutazione preventiva del cliente, c'è purtroppo un'approssimazione negli accordi di vendita che vengono generalmente stipulati fra il fornitore e il cliente e poi ovviamente ci sono delle difficoltà finanziarie in capo ai clienti. Generalmente questo dovrebbe far sì che queste tipologie di imprese si adeguino il prima possibile a quelle che sono generalmente le tempistiche adottate dai grossi comparti nel credito. Un esempio, banche e società finanziarie che mediamente intervengono nella gestione dei crediti dopo soli 30 giorni dalla registrazione dell'insoluto. Poi ci sono le utility che normalmente intervengono dopo 60 giorni per effetto della fatturazione che normalmente avviene ogni 2 mesi
Anche le grandi aziende intervengono mediamente dai 30 ai 90 giorni e quindi è chiaro che l'artigiano, la PMI, se interviene successivamente a questi tempi si trova in difficoltà perché arriva in sostanza quando il credito è già deteriorato, quindi la criticità è quella di cercare il prima possibile di accorciare e il più possibile i tempi di intervento sul credito insoluto. Perché una convenzione con Confartigianato Imprese Belluno? Diciamo che generalmente l'impresa artigiana è una tipologia di azienda che per ovvi motivi fa difficoltà a poter stipulare accordi con il credit manager o assumere direttamente un credit manager a tempo pieno. Proprio per questi motivi probabilmente si ricerca questa efficienza nel far fare all'Associazione Artigiani e alla Confartigianato da collettore per queste aziende, in modo tale da poter trasmettere loro delle efficaci soluzioni che possono ovviamente risolvere in termini semplici e, ripeto, efficaci il problema. Giovani e artigianato, interessante confronto con il titolare di una tampografia artigiana di Limana. L'attività è partita da mio padre quasi 20 anni fa. Pian piano, non con poche difficoltà, si è allargata. Io ho sempre seguito l'attività in quanto prima di tutto mi è sempre interessato e poi perché era anche necessario dare una mano a mio padre, visto che inizialmente era da solo, poi si è ingrandita. Sono stati assunti i primi dipendenti, poi sempre di più, fino ad arrivare all'entità che siamo adesso, insomma. Io ho sempre avuto le idee chiare, cioè volevo fare questo perché prima di tutto trovavo importante portare avanti ciò che mio padre aveva iniziato. In secondo luogo perché mi sembrava anche, tra virgolette, comodo avere un lavoro già pronto che al giorno d'oggi non è così scontato, insomma. Prime soddisfazioni direi che essendo io comunque parte integrante di questa attività già da molti anni, fin da quando ero giovane che venivo qui d'estate a lavorare, le prime soddisfazioni sono state quando ho avuto una piena consapevolezza operativa, cioè nel senso che sapevo organizzarmi, sapevo quando andavo su una macchina fare il tutto dalla A alla Z senza che mio padre mi seguisse, non senza problemi perché ci è voluto molto tempo, però poi quando mi sono reso conto di poter camminare con le mie gambe è stata una bella soddisfazione, insomma. Io oggi ho tutti i ruoli, nel senso che mio padre è andato in pensione, quindi io gli sono succeduto e quindi io ricopro tutti i ruoli, mi faccio aiutare da un'impiegata che si chiama Federica, che è molto in gamba e che mi dà una grandissima mano nella gestione di tutto quello che riguarda l'azienda, insomma. Noi, almeno per quanto riguarda me, io non ho mai avuto fortunatamente bisogno di attingere a fondi piuttosto che contributi da parte di perché appunto io sono arrivato e sono diventato io titolare quando c'era già una situazione abbastanza stabile. Chiaramente quando mio padre ha iniziato non è stato così, insomma. Spesso faccio questo tipo di considerazione, ovvero che noi abbiamo adesso più o meno una ventina di dipendenti. Ci sono stati dei momenti in cui ne avevamo di più, dei momenti in cui ne avevamo meno. Oltre a dar da lavorare a queste 20 persone, dobbiamo lavorare a 20 famiglie, quindi direi che la responsabilità esiste e secondo me è un punto molto importante, soprattutto vista la situazione che c'è oggi, insomma, non sono di certo tempi facili. È la sua un'azienda che ha fatto della qualità l'arma vincente sul mercato? Noi abbiamo sempre puntato in primis sulla qualità, perché credo che innanzitutto sia giusto darla. Siamo un'azienda certificata e nel momento in cui tu garantisci la qualità è più facile anche mantenerti il cliente. Nel momento in cui tu garantisci il rispetto dei termini di consegna, per esempio,
che oggi come oggi diventano dei punti molto importanti, allora è più facile garantirti il cliente, magari anche acquisirne di nuovi. La qualità per noi è alla base di tutto, insomma, questo è appurato proprio. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Tele Belluno e Radio Belluno, ma che è consultabile, visibile anche attraverso il canale YouTube di Confartigianato Imprese Belluno o sul sito ufficiale dell'associazione all'indirizzo www.confartigianatobelluno.eu. Da Giorgia Segato è davvero tutto.